Buonasera ai titoli. Niente tregua per caldo e incendi, temperature roventi, Ragusa supera i 46 gradi e mentre Palermo il 32 per le fiamme, chiuso per diverse ore un tratto dell'autostrada Catania-Palermo. E intanto a Catania l'ondata di calore estremo mette in crisi la rete elettrica. Ad Agrigento il coraggio di una madre per salvare il figlio tossicodipendente, denuncia i carabinieri dal via all'indagine, arrestati 7 spacciatori tra Canicattì e Aragona. A Palermo 5 bambine salvate dopo anni di violenze, arrestati i genitori per maltrattamenti, botte e umiliazioni. A Catania prima giornata di ostensione del busto di Sant'Agata dopo il restauro degli specialisti dei musei vaticani, la commozione dei devoti. La CISL di Catania lancia un patto generazionale, sono 56.000 i giovani che hanno lasciato la Sicilia negli ultimi 10 anni. A Bellolampo nasce il primo impianto siciliano per produrre biometano dal gas della discarica. Entro il 2027 la fonte rinnovabile arriverà nella rete di Palermo. Calcio, il Catania ha risolto il contratto con Bocic, imminenti l'acquisto di Pagliai e la cessione di Carnielutti. Lunedì 27 la partenza per il ritiro di Norcia. Eccoci, buonasera. E dunque la Sicilia è nella morsa del caldo e degli incendi ormai da giorni, temperature roventi, Ragusa supera i 46, 42 anche per Palermo e un incendio bloccato per alcune ore questo pomeriggio un tratto dell'autostrada Catania-Palermo. Ma sentiamo tutti i particolari nel servizio di Marco Gullà. La Sicilia continua a fare i conti con un'ondata di calore eccezionale, giornata di afa e temperature roventi in tutta l'isola. La massima è stata registrata oggi dalla rete SIAS a Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa con 46,2 gradi. A Gela il termometro ha raggiunto i 45,9 gradi, mentre a Mazara del Vallo e ad Aragona si sono toccati 44,5 gradi. A Catania la temperatura è salita fino a 38,9 gradi, a Palermo fino a 42,4. Caldo e incendi come quello che ha interessato anche l'autostrada 19 Palermo-Catania. A causa di un vasto rogo nella vegetazione circostante, il traffico è stato interrotto all'altezza del chilometro 79 nel tratto compreso tra gli svincoli di Tremonzelli e Rosa tra i territori di Castellana Sicula e Petralia Sottana. Fiamme anche in altre zone della Sicilia, in particolare a Castronovo di Sicilia, dove da un paio di giorni l'emergenza non si arresta. Il fuoco ha raggiunto il centro abitato e decine di famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case lambite dalle fiamme. Il rogo adesso è sotto controllo, così come quello che ieri ha interessato Contrada Baronessa nell'Ennese. Intanto il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha sentito questa mattina il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Siciliano, per fare il punto sull'emergenza incendi nell'isola. È stato concordato l'invio in Sicilia di un ulteriore Canadair a supporto degli operatori impegnati sui numerosi fronti di fuoco. E anche domani il caldo non darà tregua. Catania, Palermo e Messina resteranno in bollino rosso per l'ondata di calore. E a Catania l'ondata di calore estremo mette in crisi anche la rete elettrica. Vediamo cosa accade con Desiree Ferlito. Temperature record e blackout a macchia di leopardo che lasciano interi quartieri senza corrente, mentre i cavi della rete elettrica arrivano a surriscaldarsi sotto il sole rovente. Sotto i miei piedi i cavi dell'energia elettrica che in questi giorni sono sottoposti a uno stress eccezionale. Vedete, basta toccare l'asfalto, è davvero rovente. I consumi elevati di questi giorni aumentano il carico sul sistema, il rischio blackout è davvero dietro l'angolo. A Catania l'ondata di calore non pesa soltanto sulla salute dei cittadini, ma mette sotto stress anche le infrastrutture. In diverse zone della città si sono registrati distacchi di energia elettrica, con disagi per famiglie, attività commerciali e anziani, costretti ad affrontare ore senza climatizzazione. Al buio da sabato il quartiere Villaggio Sant'Agata, in difficoltà tante persone anziane, molti di loro hanno bisogno di attrezzature sanitarie, al buio, senza luce e senza aria condizionata. A segnalarlo con rammarico il consigliere comunale Santorusso. Gli esperti spiegano che il calore estremo modifica le caratteristiche del terreno nel quale sono posati i cavi elettrici.
I guasti hanno avuto effetti a catena anche sul servizio idrico, poiché le pompe di sollevamento sono rimaste prive di alimentazione, lasciando i cittadini senza acqua, oltre che senza energia. Intanto cresce la preoccupazione dei residenti, che chiedono interventi rapidi per garantire continuità del servizio proprio nei giorni più difficili dell'estate, quando il caldo non concede tregua. Andiamo ad Agrigento per raccontarvi del coraggio di una madre che per salvare il figlio tossicodipendente denuncia tutto ai carabinieri e così dà il via all'indagine. Sono 7 gli spacciatori arrestati tra Canicattì e Aragona. Davide Sardo. Una madre disperata, decisa a salvare il figlio dalla droga, trova il coraggio di denunciare e chiede aiuto alle istituzioni. Da quel gesto prende il via all'indagine dei carabinieri che questa mattina ha portato all'operazione Demetra. All'alba sono scattati 11 misure cautelari tra Agrigento, Canicattì, Aragona e Santa Elisabetta. 35 militari con il supporto delle unità cinofile e dell'elicottero dell'Arma hanno eseguito arresti e perquisizioni. Secondo la procura di Agrigento, mesi di intercettazioni, pedinamenti e osservazioni avrebbero permesso di ricostruire un vasto giro di spaccio di cocaina, crack, hashish ed eroina con centinaia di episodi documentati nei 4 comuni coinvolti. Nel corso delle indagini erano già stati sequestrati oltre 1 chilo di cocaina e arrestati alcuni presunti corrieri della droga. L'inchiesta avrebbe fatto emergere anche furti, rapine, estorsioni e maltrattamenti ai danni di anziani commessi secondo l'accusa per procurarsi il denaro necessario ad acquistare lo stupefacente. 6 indagati sono stati portati nel carcere di Agrigento, 1 è finito ai domiciliari e 4 sono stati sottoposti all'obbligo di dimora. Le indagini proseguono mentre resta valida per tutti gli indagati la presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva. A Palermo 5 bambine salvate dalla violenza che hanno dovuto subire per anni e pensate sono i genitori che adesso sono stati arrestati per maltrattamenti e umiliazioni. Sentiamo. Si trovano in una comunità protetta 5 ragazzine vittime di ripetute violenze fisiche da parte dei loro genitori, 47 anni lui, 35 lei, adesso arrestati. Un'assurda storia di degrado e di violenza quella ricostruita dai carabinieri che hanno raccolto prove di almeno 74 episodi, calci, pugni, offese e umiliazioni quotidiane e persino aggressioni con l'uso di utensili da cucina. Episodi che avvenivano per lo più a casa, ma i genitori non si curavano dell'eventuale presenza di altri. Ed è stato questo a mettere sull'avviso il sistema di protezione. L'indagine parte quando una delle figlie della coppia subisce una violenta aggressione da parte della madre a scuola sotto gli occhi di docenti e compagni. Parte la segnalazione e da lì l'indagine proseguita da gennaio a giugno per tutta la restante parte dell'anno scolastico. A coordinare i carabinieri 2 procure, quella ordinaria e quella dei minori. Oggi sono scattati provvedimenti d'urgenza, da un lato gli arresti, dall'altro l'affidamento a una comunità protetta per le bambine. Sulla vicenda non vengono resi noti altri dettagli, neanche l'età delle ragazzine, anche se sono tutte minorenni, per evitare che nel quartiere Oreto, dove abitava la famiglia, si possa riconoscere i protagonisti di questa triste storia. Incidente stradale con 3 feriti sulla 18 Catania-Messina poco dopo lo svincolo di Roccalumera in questo primo pomeriggio in direzione Messina. Un tir si è scontrato contro un altro mezzo pesante in sosta nella corsia di emergenza. Tra i feriti anche il personale di Autostrade Siciliane sul posto per soccorrere il mezzo in panne. A Catania, ospedale San Marco, ci sono 3 nuovi varchi all'ingresso. Infatti è stato inaugurato il nuovo sistema di accesso per eliminare le lunghe code in entrata. Orazio Longo. Qualcuno avrà potuto pensare che si sia trattato soltanto dell'inaugurazione di una bretella di uno svincolo, ma il fatto è molto più complesso, perché questa bretella con 3 nuovi varchi d'ingresso all'ospedale San Marco di Catania vuole essere la soluzione alle file lunghe che si creavano soprattutto nelle mattine scolastiche d'inverno per accedere al nosocomio. L'intervento voluto dal direttore generale Santonocito risponde all'esigenza di fare fronte a un costante incremento dei volumi di attività e dell'affluenza di utenti
pazienti provenienti da tutta l'area metropolitana e non solo. È un restituzio alla città e al quartiere, perché ospitare un ospedale è sempre una cosa bellissima per una comunità, però pagarne un prezzo in termini di blocco di fatto di un'arteria viaria è veramente complesso. Un'ambulanza che aspetta minuti, decine di minuti non è possibile, è una cosa che colpisce la sicurezza, sicuro per i pazienti che devono entrare in tranquillità, quelli che si approcciano a fare visite, e per i dipendenti. Un investimento importante per il Rodolico San Marco, ospedale più grande della Sicilia, policlinico dell'Università di Catania. È un ospedale particolarmente votato all'emergenza e quindi questo nuovo accesso in condizioni particolari ci garantisce una fruibilità in qualunque condizione. Cambiata anche la viabilità interna con la nuova via a senso unico, cosiddetta one way, che dall'ingresso porta ai reparti e in un unico anello porta poi verso l'uscita. Questo non è soltanto un ingresso moderno a un ospedale, ma proprio un'infrastruttura strategica per consentire ai tanti pazienti, a coloro che si recano in ospedale, di poter avere un accesso sereno, tranquillo. A Catania, prima giornata di ostensione straordinaria del busto di Sant'Agata dopo il restauro affidato agli specialisti dei Musei Vaticani nel 9° centenario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli, tanta la commozione dei devoti. Adelaide Barbagallo. A Catania porte aperte in cattedrale per una storica ed eccezionale ostensione. Fedeli e turisti in fila per una breve preghiera e ammirare il busto reliquiario di Sant'Agata dopo il delicato restauro voluto dall'arcivescovo Luigi Renna in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli e affidato alle maestranze dei Musei Vaticani. Però sto venendo perché voglio vedere come adesso, l'ho vista ieri sera alla televisione, però adesso voglio vedere dal vivo come... Siamo qui. Sfidiamo anche caldo. L'attesa finisce davanti all'altare ed eccolo il prezioso busto reliquiario così come lo aveva concepito l'orafo senese Giovanni Di Bartolo. Il volto di Agata brilla di una luce nuova così come gli ori e i gioielli ex voto, segno di una devozione che attraversa i secoli. Anche il velo è stato restaurato. Il busto reliquiario prima e adesso dopo il restauro. Che impressione le ha fatto? Un po' emozionante. La vedo commossa. Sì. È una cosa meravigliosa, indescrivibile per chi ha fede. Io vengo da Pescara, è stata una grande emozione, devo dire. Grande l'emozione dell'arcivescovo Renna nel rimuovere dalla calotta il sacro cranio che verrà riposizionato in agosto. Mi sono reso conto di trovarmi davanti a qualcosa che ci è stato consegnato non come un qualunque dono, ma come un dono di fede. Gli interventi di restauro hanno regalato emozioni inaspettate anche alle restauratrici. Quando eravamo soprattutto sole, no? Noi restauratrici con il busto, e sembrava che pian piano sorridesse, no? Sempre un po' di più. È stato, mi vengono ancora un po' l'emozione perché abbiamo sentito una bellissima connessione. A Catania la CISL lancia un patto generazionale per consentire ai giovani la scelta di restare in Sicilia, mentre un capitale umano enorme continua a lasciare l'isola. Sentiamo Lorena Dolci. Anche un solo giovane o una ragazza o un ragazzo che va via, per noi è una perdita di capitale umano, è una perdita di esperienza, di competenze. Sono 56.000 i giovani andati via dalla Sicilia negli ultimi 10 anni. 1 su 4 lascia la regione per studiare altrove. L'isola è la prima regione per studenti fuori sede. Ovvio che chi si laurea al nord o all'estero tende a restare dove si è formato e dove trova condizioni più gratificanti. I giovani vanno via perché trovano altrove, in altre parti d'Europa e perché no anche d'Italia, opportunità di lavoro solide, opportunità di una visione nel tempo sulla stabilità lavorativa migliore, ma poi vorrebbero ritornare. In Sicilia cresce l'occupazione, dicono i dati, ma non quella che passa da carriere e retribuzioni adeguate. Il lavoro c'è, ribadisce la presidente di Confindustria Catania. Educhiamo dei giovani che poi vanno a portare la loro conoscenza altrove e non tornano. Ed è un costo che paghiamo tutti. E ci troviamo poi a cercare delle persone che non sappiamo dove andare a trovare. Noi come azienda, come gruppo siamo fuori di 40 persone.
è tanto. Mentre si moltiplicano i movimenti per la restanza, la CISL lancia a Catania un patto generazionale per unire le forze guardando al futuro dei giovani. E unire le forze significa affrontare anche il dopo PNRR, ma dobbiamo poter anche evitare di zavorrare il futuro dei giovani, perché una parte di quelle risorse vanno restituite. Il presidente della regione Schifani ha presentato all'ARS la relazione sullo stato di attuazione del programma. Nonostante la legge lo richieda annualmente, il governatore ha illustrato solo adesso l'attività di 4 anni di governo. Sentiamo Maglio Viola. Conti in sicurezza, addio alla giungla burocratica e sblocco delle grandi opere. Ruota attorno a questi 3 pilastri la relazione del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani resa al Parlamento regionale dopo 4 anni di governo. Il Presidente si è presentato all'ARS senza sottrarsi ai grandi temi lanciati dalle opposizioni. Sulla questione morale, dopo gli scandali e gli arresti, da ultimo le dimissioni del deputato azzurro Riccardo Gallo Afflitto, Schifani ribadisce una linea di rigore ma nel rispetto della presunzione di innocenza. Comportamenti che riguardano la responsabilità dei singoli non coinvolgono l'azione del governo regionale, che invece ha messo in campo interventi per le imprese, per l'innovazione, per il lavoro. Un governo che ha risanato i conti adesso può lavorare con 5 miliardi di avanzo di gestione, che sta operando nelle infrastrutture, che ha speso i soldi europei, senza dimenticare i termovalorizzatori, i dissalatori e così via. Una relazione durata poco più di un'ora e seguita dagli interventi dei gruppi parlamentari con tempi contingentati in funzione della consistenza del gruppo. Più deputati uguale più minuti a disposizione, come da accordo in conferenza dei capigruppo. Le opposizioni avrebbero voluto rinviare a domani le repliche, invece tutto si è dovuto esaurire nell'arco di una sola seduta. Per la Vardera si è trattato della relazione sull'isola che non c'è. Cateno De Luca invece ha voluto elencare le omissioni più che le cose dette. Mercoledì nuova conferenza dei capigruppo per stabilire, archiviata la relazione di Schifani, l'ordine dei lavori da qui alla chiusura per ferie. Una breve pausa, poi ci sarà Bellolampo, dove sono iniziati i lavori per il primo impianto siciliano di biometano. Dalla discarica di Bellolampo al gas che arriverà nelle case dei palermitani. Sono iniziati i lavori per il primo impianto siciliano che trasformerà il biogas prodotto dai rifiuti in biometano. Marco Gullà. Sono partiti a Bellolampo i lavori per la realizzazione del primo impianto in Sicilia che produrrà biometano dal biogas di discarica. Il progetto prevede la conversione dell'attuale impianto di produzione di energia elettrica e consentirà, entro giugno 2027, di immettere il gas rinnovabile direttamente nella rete cittadina di Palermo. Ogni anno saranno prodotti oltre 4 milioni di metri cubi di biometano, sufficienti a coprire il fabbisogno di circa 10.500 famiglie. Bellolampo, in generale tutta Palermo, deve diventare via via pian piano migliore. Questa di Bellolampo è un tema importantissimo, perché deve diventare da piattaforma di semplice di rifiuti a piattaforma industriale dove si producono materie prime. L'intervento permetterà inoltre di evitare il consumo di gas fossile e di ridurre le emissioni di anidride carbonica di circa 8.000 tonnellate l'anno, senza ulteriore consumo di suolo. Per l'ambiente significa che una discarica produce energia pulita e non soltanto, produce ricchezza anche nei confronti della RAP, quindi riflesso per i cittadini palermitani. Quasi €1 milione all'anno entra nelle casse e quindi di riflesso servirà anche a calmierare successivamente quello che è il costo della bolletta Tari. Il progetto rientra nel piano di sviluppo della piattaforma impiantistica di Bellolampo, destinata a diventare un polo per la valorizzazione dei rifiuti e l'economia circolare. Il Mosaic Festival debutta con 2 serate che portano al centro la musica internazionale, dal jazz ai mitici anni '80 degli Imagination. Lorena Dolci. Alcuni degli scenari più belli dell'isola trasformati in palcoscenico per i grandi protagonisti della scena musicale internazionale. Un percorso a tappe, quello del Mosaic Festival, che si è aperto a Sciacca con Nick the Nightfly, storica voce di Radio Monte Carlo, accompagnato dalla figlia Maggie e la sua Italian Fantasy, uno spettacolo che ha intrecciato jazz, swing e sonorità contemporanee. Sarà un viaggio sicuramente, musica soprattutto, perché la musica in questo periodo abbiamo bisogno della musica, ci fa stare bene
poi c'è il sole, c'è la musica, c'è la Sicilia e appunto c'è anche il buon cibo. Cambio di atmosfera nella seconda serata con Lee John, iconico frontman degli Imagination, voce di successi senza tempo come Just an Illusion. Con oltre 30 milioni di dischi venduti e un nuovo progetto realizzato insieme a Mario Biondi, Lee John continua ad essere uno dei grandi ambasciatori della musica soul, funk e pop. Prossimo appuntamento nel Parco Archeologico di Selinunte con il concerto di Jimmy Sachs, tra i sassofonisti più apprezzati della scena internazionale. Breve pausa e poi la pagina dello sport, il calcio, meglio il calciomercato, perché il Catania ha risolto il contratto con Bocic. Per il calcio il Catania ha risolto il contratto con Bocic, imminenti l'acquisto di Pagliai e la cessione di Carnelutti. Lunedì la partenza per il ritiro di Norcia. Sergio Colosi. Pagliai in entrata, Bocic e Carnelutti in uscita. Di ufficiale c'è soltanto la rescissione consensuale del contratto con l'attaccante Milos Bocic, che ha concluso la sua esperienza nel Catania con 18 presenze e 2 reti. Ma nelle prossime ore si aggiungeranno l'acquisto di Gabriele Pagliai, che ha già svolto le visite mediche e si allena con i rossazzurri, e la cessione di Carnelutti al Sorrento. Pagliai, 24 anni, ritrova Longo, che lo ha avuto a Picerno. La scorsa stagione 25 presenze con l'Ascoli, promosso nei playoff in B. Complessivamente oltre 100 partite in C, con 3 gol e 10 assist. Di Noi è molto vicino alla San Benedettese. Si sono complicate le trattative per Guido Gomez, per il quale si è registrato il sorpasso decisivo del Bari, Matteo Della Morte e Massimo Coda, gli ultimi 2 con ingaggi superiori all'offerta rossazzurra. Colpo in prospettiva l'ala sinistra Cristian Torre, 19 anni dal Napoli, scelto dal direttore sportivo Varrama. Per un Catania tra le protagoniste della prossima Serie C servono ben altri rinforzi. Domenica prossima si conclude il ritiro in sede e lunedì trasferimento a Norcia per la seconda fase. L'obiettivo dello staff tecnico è lavorare con un Catania non distante da quello che dovrà affrontare il campionato, ma il rischio del contrario è abbastanza concreto. Mercoledì e giovedì doppia seduta al Massimino. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.